No, I'm not a writer. Volevo immortalarmi questo ricordo che è l'aperitivo livello pro, molto livello pro, bellissimo, e Morosa livello pro, e la porta a livello pro, ma quello te l'ho già fatto vedere ieri. Buongiorno Italia, ma che colpi di sonno che oggi, porca troia. Dove abiti Yuri? Qua? Sì, e non si faceva il rito del dove abiti, hai ragione. No! Ah! È che ho messo il blocco a porta nuovo che mi ha regalato Bettins, no? Dura come il male, porco cane. Deve ancora smollarsi. Quindi per cui nell'oscurità più totale, dove abito oggi? Tac. Sban, ma sban quello serio adesso. H. Tu dici dove sei? Dove sei? Sono nel parco delle sculture dove ero andato l'altra volta. Ti ricordi che mi avevano svegliato i cacciatori nel video cacciarsi le palle, e di là c'è il fiume, di là c'è il tagliamento, no? Io mi sono parcheggiato qua col CP, adesso arrivo in Zingari, vedi, siamo un po' in mezzo al niente, diciamo, in queste stradine di sassi che portano al tagliamento con l'acqua, non con le secche. E qui ci abbiamo preparato il fuocchetto per dopo, da sperare solo, digli anche te CP, che non piova, perché c'è un po' il tempo qua da pioggia, e non va bene, non va bene, noi siamo felici lo stesso, per carità di Dio, però insomma anche se non piove è meglio, no? CP, intanto che arrivano gli altri, cosa facciamo io e te? Andiamo a fare il giro, bebe? Senti i tuoni, trum, trum, trum. Vuoi la mia panza perché ho mangiato la pizza con un quintale di segue, cioè noi che significa cipolla, oppure proprio il coso che sta venendo, cioè. Vabbè, mi copre le scoregge. Oh CP, mi sono ricordato il giorno che è oggi. Oggi è il... che bene che si sta qua. Oggi è il 12... aspetta, il 12 maggio, no? E la Valeria con vento sta quasi arrivando. Aspetta che la lente è sporca. Sì, guarda che papo, fermo là. Tu con sti papui, fermo là. Eccola netta, perfetto. Ok, già meglio, vedi? E niente, che altri singani arrivano alle 7. Dopo dovrebbe arrivare Simone e Consorte, che sono due full timer che sono andati a vivere in Spagna, adesso sono qua in Italia. E basta, fermo il foghetto e tutto quanto, vero? Amy, come... sì? Pensavo proprio ieri, no? Che noi abbiamo, abbiamo le stuoiette, abbiamo il materassino, quello autogonfiabile, abbiamo tutto, cioè tipo adesso che siamo nei sassi potremmo metterci quelli sotto il culo, ma alla fine niente, noi siamo zingari, così abbiamo il wild dentro, no? E quindi alla fine la vastità del cacchio che ce ne frega, digliemi come tu mi insegni, fa sì che noi lasciamo dentro in camper tutti quei strafanti moderni e ci buttiamo così con le chiappe sui sassi, senza pensieri, senza preoccupazioni. Ed è bello anche così, poi ti macchi il culo, però è bello, c'è il suo fascino. Sì, che poi digli CP, ne abbiamo una fracca di video da montare, cioè i video fatti, no? Già registrati. Ovviamente ho dovuto spostarli in un hard disk esterno perché ho giga e decine di giga di video, no? Tutti da montare. Cioè sono andato tipo in Slovenia 2 volte, sto ancora finendo di montare la prima volta che sono andato in Slovenia, cioè fai conto come siamo presi, vero CP? D'altronde un po' insomma anche si avvicina l'estate, quindi il lavoro è sempre quello, ferie non le ho mai fatte alla fine, quindi insomma il tempo che resta, sai, stai con l'amorosa, fai quelle robe un po', digli CP, un po' estive, tipo giri in bicicletta, no? Vai a fare le cose un po' wild la notte, la sera, qualche cosa l'ho anche filmata, altre no, insomma sono rimaste lì nei miei ricordi che poi enfatizzerò col tempo, no? Perché sai, i video è sempre bello, ma anche per me, no? Mi riguardo anch'io i miei video, no? Ogni tanto, no? Perché è un po' anche un ricordo, no? Cioè io ho piacere a rivedere i miei video, no? Però ci sono certi momenti che preferisco non far foto, non far video, perché so che la foto e il video primo non rende e poi comunque c'è sempre quell'autoinganno dell'enfatizzazione delle cose, cioè tu nei tuoi ricordi positivi poi con gli anni li ingrandisci ancora di più, no? Cioè ti sembrano ancora più belli di quelli che in realtà alla fine sono stati quella volta, vero Amy?
e probabilmente, come il buon Freud insegna, invece il cervello eliminerà i brutti ricordi. Cioè tipo adesso io e te stiamo bene, siamo qua nel wild, facciamo queste cose che mi ricorderò per sempre, CP di me e te, però il mio cervello rimuoverà il ricordo dei ragni che ci salgono addosso. E sai, vedi, tutto a questo, anche, dimmi Gioia, sei scomoda, anche queste piccole cose, secondo me, fanno parte comunque della vita in camper, perché riprovo a ripensare, a ritornare indietro col tempo. Quando avevo la macchina o la moto, non avrei fatto queste cose, cioè di buttarti tipo per terra a guardare il cielo ore, no? Perché comunque la giornata aveva un termine, aveva una scadenza. Il discorso del camper è che dormendo nei posti, vero CP, possiamo veramente prenderci il nostro tempo, cioè proprio fare un cazzo, ed è così che ti ricarichi. Cioè ti sdrai qui e sostanzialmente guardi gli alberi che dondolano e ascolti il rumore del vento, che può sembrare una cacchiata, ma ogni tanto, cioè il fare veramente niente, ma proprio niente, di niente, e guardare, tra virgolette, il niente, tra virgolette, ti ricarica, veramente ti ricarica, ti dà poi quella voglia di fare, no? È incredibile. Oh CP, tazzi che la Valeria aveva detto che stava arrivando, quando un'ora fa, adesso su. Tenti adesso. Tu, che bene si sta, c'era un caldo fastidioso qui. Sigala! Ah, sono qua che ormai sono arrivata, se mi chiama il Maps così. Esatto, ma ti detto sono arrivata 3 ore fa. No, che ieri devo arrivare. Canna il porco, se tu partia da Bosnia. Ma pensa che mi ho fissata perché mi sono nota. Buono, descende il panettone. Va bene, dai. Metti giù che mi manca 5 minuti per essere là. Vabbè, ora è 5 minuti. Ma mi occorre Maps che il cane. Dai, sì che così il vento gioca un fiaco il CP, dai. Che dopo arriva che altri non so. Buon, ciao. Cius. Ciao.